Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il commissario Cotticelli parla della sanità calabrese definendola raccapricciante, aggiungendo che c'è un sistematico saccheggio dei conti. Terribile incidente sulla strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno nei pressi dello Svinco e Melicucco, morti 2 diciottenni. Il Consiglio di Stato sospende il sindaco di Lamezia Mascaro, accogliendo la richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato contro la sentenza del TAR. La Calabria spende 50.000 euro all'anno per l'affitto della sede di rappresentanza a Bruxelles, ma i locali sono chiusi, la denuncia dell'europarlamentare Laura Ferrara. Da 12 anni hanno un contratto part-time, si tratta di 70 autisti dell'AMC di Catanzaro, ma arrivano le rassicurazioni. Alla Borsa Meridionale del Turismo, in corso di svolgimento a Napoli, la Calabria porta in tavola le sue eccellenze enogastronomiche. La Camera di Commercio di Cosenza spinge l'operazione microcredito per aiutare le aziende ad affrontare le nuove sfide. La medicina manuale è un toccasana per le patologie vertebrali. Al CMR in 10 anni risolti brillantemente migliaia di casi senza il ricorso all'intervento chirurgico. Ancora buonasera, dunque la sanità in primo piano con il commissario Cotticelli che definisce raccapricciante il sistema sanitario calabrese in un incontro a Lamezia. Ho riscontrato, dice, un sistematico saccheggio delle risorse pubbliche. Sentiamo. Cala il silenzio nella sala Lamezia Terme quando il generale Saverio Cotticelli rivela in retroscena lo stato d'animo con cui ha accettato l'incarico di commissario ad acta della sanità in Calabria. Mi tremavano i polsi, perché immaginavo che ci fosse una complessità da affrontare, ma ho accettato perché le sfide mi sono sempre piaciute. Ma quando ho messo piede in questa bellissima regione, oltre ai polsi mi tremava il cuore. L'eco nella voce riflette la difficoltà tra l'immaginato. Pensavo, ha detto, di trovare disorganizzazione, forse incompetenza. Confessa, ma nelle carte ha scoperto altro, una realtà che definisce raccapricciante. Mi sono accorto che c'era un disegno criminoso raffinatissimo, finalizzato al saccheggio sistematico delle casse pubbliche. Una cosa criminale, perché fatta sulla pelle dei cittadini. Un sistema a cui purtroppo i cittadini si sono rassegnati. Quando poi ho visto, girando il territorio, lo stato di fatiscenza delle strutture, l'abbandono totale e soprattutto la rassegnazione di tanta povera gente buttata sui letti d'ospedale senza assistenza. Uno di questi, un vecchietto, gli ho chiesto a Mogri: ma come va? Con un sorriso senza denti, poverino, come a fare? Con una rassegnazione che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi. Il generale, che non appare spesso in pubblico, ha denunciato a Roma la situazione calabrese, rabbia, sconcerto e chiesto strumenti per lavorare. La struttura commissariale fino ad oggi ha operato senza gli strumenti di cui aveva bisogno, perché la struttura commissariale non ha il potere di revocare i direttori generali o i direttori di dipartimento, eccetera, che non hanno raggiunto gli obiettivi. Non è stato un caso dunque il blitz del ministro Grillo negli ospedali di Locri e Polistena, l'annuncio di un decreto straordinario confermato dal premier Conte, ma i tempi? Non li conosco, io mi auguro prestissimo, perché non c'è tempo da perdere. Colpo di scena alla Lamezia Terme, restiamo a Lamezia per un altro argomento. Il Consiglio di Stato ha sospeso il sindaco Paolo Mascaro accogliendo la richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato. Sentiamo. Si parte subito operativi al massimo. Non è trascorso neanche un mese, neanche il tempo di festeggiare il suo ritorno, che il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, deve di nuovo lasciare la casa comunale. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dall'Avvocatura dello Stato della sentenza del TAR emessa lo scorso 22 febbraio, che annullava lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. La decisione del Consiglio di Stato di fatto sospende nuovamente il sindaco Mascaro, la Giunta e il Consiglio comunale
e determina il rientro alla guida dell'ente dei commissari prefettizi. Immediata la reazione di Mascaro, che già ieri sui social network aveva espresso amarezza per la notifica del provvedimento dell'appello proposto dal governo al Consiglio di Stato contro la decisione dei giudici amministrativi. Oggi invece ha chiesto di essere ascoltato, dando mandato ai suoi legali e di essere disponibile fin da subito, in ogni istante. Lo Stato, ha detto, mi ha già negato l'ascolto, spero non ripeta l'errore perché la Mezia merita rispetto. Il provvedimento di reintegro delle commissioni è stato firmato per i comuni di Lamezia e Marina di Gioiosa Ionica. A Marina di Gioiosa il provvedimento è stato notificato ieri. E Paolo Mascaro sulla sua pagina Facebook ha annunciato di aver iniziato dalle 12 oggi lo sciopero della fame, con assunzione comunque di sole sostanze liquide, che porterà avanti sino a quando la comunità lametina non otterrà giustizia, cioè sino a quando non vi sarà attento e adeguato studio degli atti processuali, ad oggi oggettivamente assenti, ed ampia e esaustiva motivazione della decisione assunta. Ha aggiunto: si può reagire di fronte ad eventi irragionevoli e inspiegabili in diversi modi, arrendendosi, ignorandoli, contrastandoli. Oggi una comunità è attonita, umiliata, incredula. Parliamo invece del tragico incidente che è avvenuto nel Regino, scontro frontale nella notte a Melicucco, a perdere la vita 2 diciottenni. In questa foto sono uno sull'altro a Cavalcioni, Cristian e Michele, amici per la pelle, che hanno perso la vita questa notte in un tragico incidente avvenuto sulla strada Grande Comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Melicucco. Erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Ford EcoSport, con a bordo 2 persone rimaste lievemente ferite. I 2 giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti sul colpo nello scontro frontale fra le 2 vetture. Altri 2 coetanei che erano con loro all'interno dell'auto sono rimasti feriti e sono stati entrambi ricoverati in prognosi riservata nell'ospedale di Polistena. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Siderno, oltre ai militari della stazione dei Carabinieri di Melicucco e il personale del 118, che hanno immediatamente soccorso i feriti. Una notte di svago e di divertimento che si è trasformata in tragedia. C'è sgomento e disperazione nel centro reggino. I 2 giovani erano conosciuti e ben voluti, 2 vite spezzate troppo presto per una tragica fatalità. La Calabria spende 50.000 euro all'anno per l'affitto della sede di rappresentanza a Bruxelles, ma i locali risultano chiusi. La denuncia dell'europarlamentare Laura Ferrara. Sentiamo. Le grandi contraddizioni calabresi, pensate un po', a Bruxelles, nel cuore del quartiere delle istituzioni europee, la Calabria sborsa 50.000 euro annui per il canone di affitto di una sede che però non viene utilizzata. La denuncia è dell'eurodeputata pentastellata Laura Ferrara, che dopo essersi accertata dell'inoperosità della sede ha voluto testimoniare questo spreco di risorse. Ci ritroviamo con una sede vuota, una sede non funzionante e una grande occasione mancata. Basta andare ancora oggi sul sito della Regione Calabria per vedere tutte le attività che questa sede avrebbe dovuto svolgere, a partire dalla rappresentanza istituzionale all'informazione. Ecco, questa sede avrebbe dovuto rappresentare un canale diretto per ricevere tutte le informazioni sulle politiche europee, sulle legislazioni che hanno un immediato impatto territoriale. E ancora networking e cooperazione internazionale. Abbiamo sollecitato, sin da quando è stata inaugurata 4 anni fa, era il settembre 2015, abbiamo sollecitato più volte il Presidente Oliverio a usufruire di questa sede per promuovere e valorizzare tutte le eccellenze della Regione Calabria. E tutto a ridosso di un evento che poteva vedere la nostra terra protagonista in Europa, ed invece, sentite un po', cos'è accaduto per il bergamotto. Pensate che a maggio si terrà un evento su uno dei prodotti simbolo della nostra terra, il bergamotto, e questo evento verrà ospitato presso la sede della rappresentanza della regione Toscana, quando invece il bergamotto chiaramente è il simbolo della regione Calabria, e abbiamo, ripeto, logisticamente un posto che ben avrebbe potuto accogliere e valorizzare questa nostra eccellenza. Da 12 anni hanno un contratto part-time. Si tratta di 70 autisti della MC di Catanzaro che chiedono la stabilizzazione. Sentiamo.
Da 12 anni lavorano part-time per l'AMC, l'azienda di trasporto pubblico su gomma a Catanzaro. Oggi ci sarebbero le condizioni per trasformare il contratto in full-time, ma, ed è questo il problema, non per tutti. È quanto emerso in un incontro con l'amministrazione comunale, da qui lo stato di agitazione tutto interno agli uffici e le richieste dei lavoratori. Quello che noi chiediamo, visto l'impellenza sulla linea, visto i disagi che ci sono giornalmente, che questi risparmi vengano destinati a noi, cioè agli autisti, alla linea, per il bene della cittadinanza. Qualche attore sindacale ha avuto il coraggio di parlare ancora di pianta organica, di promozioni, ed è ora che questo schifo finisca, perché essendo un'azienda di trasporto si deve pensare alla linea. Quindi noi non diciamo no a tutti i part-time, diciamo di partire dal servizio pubblico locale, ovvero dagli autisti. L'azienda rassicura e assume degli impegni. Loro hanno un contratto integrativo che gli consente sicuramente di ammortizzare, a mio avviso, il 13% sostanzialmente di passaggio da part-time a full-time, ma il nostro impegno rimarrà quello che è stato detto nella sede col sindaco, tirare fuori un importo certificato dal collegio sindacale che servirà, serio, ma secondo me abbastanza serio, che servirà per proiettare i full-time, i part-time a una percentuale molto prossima a quello che loro vorrebbero ambire. Parliamo di turismo perché c'è anche la Regione Calabria alla Borsa Meridionale del Turismo di Napoli e ha presentato le sue eccellenze enogastronomiche. Siamo a Napoli, alla Fiera Mediterranea del Turismo che è stata inaugurata ieri. C'è naturalmente anche la Regione Calabria con uno stand per puntare fortemente, come negli intenti anche del Presidente Mario Oliverio, sul turismo. Tutta la Regione nel progetto della Regione Calabria deve diventare attrattiva turistica. E qual è la più grande attrattiva che non conosce problemi e limiti di stagione? È l'enogastronomia. E proprio ieri a Napoli c'è stata una straordinaria cena con i prodotti enogastronomici calabresi. Più di 200 i buyer invitati, una cena realizzata in collaborazione con l'organizzazione della Borsa Mediterranea del Turismo e guardate, vi lascio con le immagini dei nostri prodotti. La Calabria presenta la propria offerta che è abbastanza diversificata, non è più solo mare, non è più solo spiagge e sole, ma si presenta con un'offerta dove all'interno il turista si ritrova il prodotto culturale e con esso naturalmente il prodotto enogastronomico. Stasera daremo una prova dei nostri piatti, le nostre ricette tipiche tradizionali e ne approfitto per ringraziare lo chef Dino Cauteruccio che ci racconterà lui stesso di cosa si tratta naturalmente. Non abbiamo comprato niente che non sia della Calabria, proprio prodotto e cucinato in Calabria. Abbiamo delle delizie affettate calabri. Dopo abbiamo preparato un risottino della piana di Sibari con del caciocavallo affonduto e del tartufo del pollino. Dopo abbiamo fatto un fusillo con l'anduia, salsiccia briciolata, broccolette calabrese e pane mollicato. Il secondo ho fatto un filettuccio di suino nero di Calabria, accompagnato con uno sformatino di patate. Di dessert ho fatto quello che noi rappresentiamo, la nostra chicca. È della Riviera di Cedro, il famoso cedro. Ho sentito e ho visto lo chef preparare dei piatti deliziosi e quindi siamo ansiosi di andarli ad assaggiare. Sicuramente è interessante perché il territorio non può prescindere dal prodotto, il prodotto non può prescindere dal territorio. Per noi è importante avere un partner forte come la Regione Calabria che ci affianca nell'ospitalità di questi 120 buyers stranieri che sono venuti per vedere l'Italia, per assaggiare l'Italia, per provarla e per tornare nelle proprie case a raccontarla. E quindi quale miglior modo di raccontarla se non attraverso la tavola? La Camera di Commercio di Cosenza spinge per l'operazione microcredito, attiva da 4 mesi, vediamo quali opportunità offre.
Un momento di incontro e confronto per continuare a divulgare le potenzialità del microcredito attraverso il progetto Amico Azioni Microcredito Cosenza, che nasce per assistere piccoli imprenditori a realizzare o a implementare la propria idea di impresa attraverso il microcredito. Un'opportunità che è rivolta ad un pubblico abbastanza vasto, perché è rivolta a giovani, donne, meno giovani, tutti coloro che vogliono mettersi in gioco anche su questo territorio. Una forma di finanziamento assistito che pone al centro l'attenzione alla persona, perché tutela in primis la condizione del debitore. Noi abbiamo presentato questo progetto integrato, che è il progetto Amico Azioni Microcredito Cosenza, un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza, dalla Fondazione Carical e dall'Istituto Ermanno Gorrieri. Stiamo cercando di collaborare, di cooperare con quelle istituzioni del territorio per ricostituire le fitte maglie del tessuto sociale. Lo sportello è attivo in Camera di Commercio a Cosenza da oltre 4 mesi ed è stato un periodo molto dinamico, durante il quale gli esperti del progetto hanno incontrato uomini e donne con progetti e speranze per il loro futuro, come è successo a Castrovillari presso la sala seminari dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, alla presenza tra gli altri del vice sindaco Francesca Dorato, di Andrea Nardone, segretario generale della Fondazione Risorsa Donna, e del vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. Io penso che sia arrivata l'ora della responsabilità e della corresponsabilità. Dobbiamo metterci in gioco, perché non deve tutto venire dall'alto, ma ciascuno di noi deve attivare processi di cambiamento di se stesso, del territorio, perché il territorio diventi comunità. Ecco, io penso che è tempo di visione. Steve Jobs, morendo, diceva: torniamo a pensare in modo anche creativo. La Camera di Commercio di Cosenza spinge per l'operazione microcredito, lo avete sentito, e adesso i 100 secondi con le altre notizie di cronaca. Un agricoltore si è ferito in una gamba mentre utilizzava una motosega. Le sue urla di dolore hanno richiamato l'attenzione di alcuni cacciatori telecontrollori che si trovavano in zona e hanno dato l'allarme. Una squadra della stazione Pollino del Soccorso Alpino Calabria è intervenuta per soccorrerlo. Il fatto è accaduto in una zona impervia e molto isolata nel comune di Cerchiara di Calabria. Per trasferire la persona ferita si è reso necessario l'intervento di un elicottero del 118 di Cosenza. Un incendio ha interessato un deposito di automezzi e attrezzi agricoli di cui è titolare un imprenditore di Soriano Calabro di 74 anni. Il rogo, che secondo i primi accertamenti sarebbe di natura dolosa, è stato scoperto solo questa mattina, quando i titolari si sono recati nel deposito. Tutto il materiale è stato distrutto e i locali interessati sono stati dichiarati inagibili. Su quanto è accaduto indagano i carabinieri di Soriano Calabro e la compagnia di Serra San Bruno. Gli agenti della squadra volanti del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale e del reparto cinofili della Polizia di Stato di Vibo hanno tratto in arresto un 34enne cosentino dopo averne perquisito l'abitazione in Corso Umberto. L'uomo è accusato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nell'appartamento dell'uomo, in un armadio all'interno di una scatola di scarpe, erano stipati 71 grammi di hashish e 40 di marijuana, mentre in soffitta sono stati ritrovati 5 panetti da 100 grammi di hashish per un totale di 500 grammi. Gli agenti del commissariato di Paola, diretto dal vicequestore Domenico Lanzaro, hanno tratto in arresto 2 persone di 24 e 20 anni, rispettivamente residenti a Cetraro e Guardia. Entrambi gli arrestati, la sera del 24 febbraio, nei pressi di un autolocale della Costa Tirrena Cosentina, avevano aggredito con violenza un minore. Le condotte violente dei due, consistenti in calci, pugni e testate, hanno provocato dal malcapitato un trauma cranico e la perdita di un dente. L'adolescente, ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Cetraro, ha riportato ferite guaribili 30 giorni. La Fondazione Carical ha promosso una Lectio Magistralis sul tema Il lavoro del XXI secolo, tenuta dal professor Domenico De Masi. Sono stati il presidente della Fondazione Carical, Luigi Morrone, e il responsabile del CEPACUF, il Centro di Promozione Attività Culturali e di Formazione, Mario Bozzo, ad introdurre l'argomento della Lectio Magistralis tenuta da Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del Lavoro alla Sapienza di Roma. Il lavoro nel XXI secolo. Il lavoro che cambia, spesso senza che il tessuto sociale ne sia pienamente cosciente, e cambiando rende obsolete alcune professioni anche nobili, creando posti liberi in settori nei quali ancora non c'è la giusta formazione. Le nuove economie, l'economia circolare, l'economia verde, l'economia digitale espellono dal mondo del lavoro moltissimi che oggi sono impegnati in mestieri e in professioni
e che sono superate dagli eventi, lo sviluppo tecnologico da una parte e dicevo le nuove economie dall'altra creano dei vuoti occupazionali, offrono altri spazi che però bisogna riempirli con delle competenze, quindi chiama in causa anche il sistema formativo italiano. Oggi ci sono molti laureati che sono a spasso mentre ci sono posti di lavoro liberi che non possono essere occupati perché mancano le competenze. Ormai la disoccupazione riguarda milioni di persone, oltre 3 milioni di persone, alle quali si aggiunge poi tutto il lavoro precario che è ancora di più. Quindi oggi affrontiamo appunto questo tema, il lavoro, dove sta andando a causa di alcune variabili fondamentali, lo sviluppo tecnologico, la globalizzazione, cioè tutti quegli elementi che fanno sì che gran parte delle mansioni si spostano dagli esseri umani alle macchine. La medicina manuale è un toccasana per le patologie vertebrali, è quanto emerso nel corso del bilancio attività del CMR nel Cosentino. 10 anni con la schiena dritta è lo slogan scelto dal CMR del dottor Giuseppe Canonaco per festeggiare 10 anni di attività e non solo, presentare i risultati ottenuti in questi anni sulle patologie della colonna vertebrale. Sono volati questi 10 anni, questa era stata una nostra idea, un sogno, diciamo, partito molti anni fa, e quindi 10 anni fa abbiamo deciso di fare forse uno dei primi centri in Italia proprio specializzato nella cura delle patologie vertebrali. E effettivamente è una cosa che abbiamo visto che ha funzionato tanto, proprio perché ormai tutti gli studi scientifici stanno orientando nella cura delle patologie vertebrali non più tramite la chirurgia vertebrale, ma tramite appunto questo circuito di ginnastica, riabilitazione e terapia manuale, un circuito, un Back Solution Center, infatti l'avevamo chiamata all'epoca, 10 anni fa, che permette la cura di numerose, quasi tutte le patologie della colonna vertebrale. Lo scopo è evitare l'intervento chirurgico e con la medicina manuale questo si può. La medicina manuale è ovviamente intesa non come manipolazioni vertebrali, perché molte volte si confonde, ancora adesso abbiamo problemi un pochino a spiegare alle persone, anche a volte ai miei colleghi medici, questo tipo di approccio, proprio perché l'approccio è, diciamo, un approccio integrato. Noi si prevede proprio la cura di tutta la colonna vertebrale, ovviamente associato a un tipo di ginnastica mirata, specifica, guidata dal computerizzata, per cui una ginnastica veramente specifica, personalizzata per ogni paziente, che ci dà un'efficacia davvero altissima. In questi anni abbiamo curato migliaia di ernie del disco, siamo forse i primi in Italia come efficacia, come cura nella cura delle stenosi lombari. Infatti abbiamo avuto pazienti da tantissime altre regioni e questo insomma, per noi è un grosso vanto. 10 anni di successi e soddisfazioni che hanno permesso ai professionisti impegnati nel centro medico riabilitativo di allargare gli orizzonti per oltrepassare i confini regionali. Dopo un paio d'anni dall'apertura di questo centro abbiamo portato la nostra esperienza a Bologna e anche lì stiamo avendo dei risultati eccezionali, anche lì ormai sono passati 8 anni, quindi diciamo un discorso in cui ci abbiamo creduto sia io che i miei collaboratori e ci sta dando, diciamo, le giuste soddisfazioni. Le giornate del FAI ci portano adesso a Vibo Valentia. Una splendida giornata di sole, tanta partecipazione, un'atmosfera allegra di persone curiose e interessate a scoprire quanto loro viene offerto. Le giornate FAI di primavera sono iniziate nel migliore dei modi per la delegazione di Vibo Valentia che per l'edizione di quest'anno ha scelto Filadelfia come centro principale della sua proposta che si inserisce nel cuore della manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese. Una grande festa dei beni culturali aperta a tutti e alla quale in 26 anni di storia hanno partecipato più di 10 milioni di italiani che hanno avuto l'opportunità di visitare oltre 12.000 luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in più di 5.000 città italiane.
Sabato e domenica sono dedicati alla visita di Filadelfia, la città dell'utopia, grazie agli apprendisti di Cicerone che curano le visite guidate ai palazzi storici delle nobili famiglie dei Serrao, Costa, Apostoliti e dalla sede della società operaia, oltre alle belle 4 chiese che fanno mostra nella piazza principale del paese. L'apertura delle giornate vibonesi si è invece svolta nei saloni del Castello di Vibo Valentia, sede del Museo Archeologico Statale Vito Capialbi, per celebrare la ricorrenza dei 50 anni della sua istituzione. Per l'occasione è stato presentato il volume dedicato alla laminetta orfica, vero gioiello prezioso reperto archeologico che contraddistingue il già ricco museo vibonese, con gli interventi della direttrice del museo Adele Bonofiglio, mentre lo studio, la laminetta di Ponion e la definitiva rivelazione dei rituali orfici è stato illustrato dall'archeologa Mariangela Preta, presente l'autore. Dopo i 2 intensi giorni di visite a Filadelfia, la conclusione della manifestazione delle giornate FAI di primavera vedrà domenica sera il ritorno a Vibo Valentia, dove grazie all'impegno del conservatore di musica Fausto Torrefranca si potrà assistere presso l'Auditorium dello Spirito Santo al concerto finale, con uno straordinario appuntamento con il Quintetto Valencia, ensemble d'archi composto da 5 musicisti provenienti da svariate esperienze musicali nazionali ed internazionali. E ora il calcio, Serie B ferma, c'è stato il recupero della gara fra Lecce e Ascoli, il Lecce ha strapazzato l'Ascoli, ricordate la partita interrotta per l'infortunio subito da Scavone dopo pochissimi secondi, ebbene forse era meglio non giocarla proprio per l'Ascoli questa partita, 7-0 a segno tutti praticamente, la Mantia ha segnato Petriccione, Falco, Tabanelli, Mancosu. È un Ascoli che ha perso anche il supporto dei propri tifosi, erano 200 circa, hanno abbandonato lo stadio di Via del Mare molto delusi dalla prestazione. Per l'Ascoli inizia un ritiro fino a data da destinarsi, una situazione difficile per la squadra bianconera che aveva questa partita da recuperare e si trova adesso a un passo dalla zona play-out. Quindi Cosenza e Crotone che stanno preparando le rispettive partite importantissime alla ripresa e intanto scende in campo la Serie C con 3 squadre calabresi su 4 che cercano il riscatto, mentre vive una situazione diciamo favorevole, positiva la Vibonese, Catanzaro, Regina e Rende cercano nelle gare, nei prossimi 90 minuti, il riscatto dopo un periodo negativo. Forse è l'ultima chiamata per la Regina, che insegue l'obiettivo playoff ma fa i conti con risultati deludenti e il peso delle penalizzazioni, ma è anche una sfida complicata e accattivante quella con il Catania. Domani al Granino gli Amaranto di Drago proveranno a rientrare in partita, cercando un successo che manca da 5 giornate, troppe per chi ha programmato a gennaio un rilancio e non una semplice salvezza. La Regina accoglierà un Catania rigenerato dagli ultimi risultati e dovrà batterlo senza l'elemento principe della campagna acquisti, Alain Baclé, assente per squalifica per il doppio giallo rimediato nella trasferta di Pagani. Lasciarsi alle spalle il momento no è l'obiettivo del Catanzaro, reduce da 3 sconfitte consecutive e voglioso di tornare al successo nella sfida con la Sicula Leonzio. Auteri ha recuperato molti elementi, soprattutto nel reparto offensivo, e può ponderare la scelta degli interpreti. La formazione di Torrente è un cliente scomodo, il cambio in panchina e l'arrivo di calciatori di spessore come Miracoli hanno alzato il livello dei bianconeri, lo dimostra la serie di 7 risultati utili consecutivi. Noi dobbiamo fare la partita migliore di quelle che abbiamo fatto ultimamente, ma non sono state partite brutte, e soprattutto dobbiamo recuperare qualcuno che ultimamente è stato fuori, che non ci dà la possibilità, come magari precedentemente abbiamo avuto, dell'alternanza, dei cambi in corsa, del ruotare gli uomini, che sono state una delle nostre armi. Purtroppo alcuni intoppi sono capitati, ma noi dobbiamo fare la partita di sempre, quindi non è che noi abbiamo la necessità di vincere perché dobbiamo prendere questa medicina perché abbiamo un male incurabile. Non siamo malati incurabili, non siamo manco malati, secondo me. È una sfida playoff quella tra Viterbese e Vibonese, appaiata a quota 40. Le formazioni di Calabro e Orlandi sono a caccia dei 3 punti che possono consolidare classifica e morale in vista del gran finale, uno scontro diretto dal quale i rossoblù vogliono uscire rafforzati. E mentre la Vibonese sarà lontana, a Razza scenderà in campo il Rende, che ospiterà ancora in campo neutro la Cavese. I biancorossi attraversano un periodo nero, la parabola discendente va arrestata al più presto per non vanificare completamente il lavoro e i risultati ottenuti nella prima parte del campionato. Modesto ritrova UA, che ha scontato la squalifica. È un po' un periodo che non riusciamo a concretizzare le occasioni che ci capitano, gli avversari con il minimo indispensabile riescono a punirci e quindi
Dobbiamo essere bravi, più i miei attaccanti si creano delle occasioni, vuol dire che comunque il lavoro svolto è sempre buono. Sarebbe un problema se i miei attaccanti non avessero occasioni durante una gara, e quindi non mi preoccupa tanto, so che comunque i punti mancano, sono tanti, però è ancora tutto aperto perché abbiamo ancora da giocare 5 partite sul campo più una che è il Matera, che non c'è più in questo campionato. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore con gli esperti di meteoincalabria.it. Si rinforza un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, con il flusso perturbato atlantico che viaggerà sul nord Europa. Per il fine settimana tempo quindi stabile e soleggiato, dal tipico aspetto primaverile su tutta la Calabria. Domani sempre tempo stabile, cielo sereno ovunque, temperatura stazionaria. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare quasi calmo poco mosso. Venti nordorientali sullo Ionio con mare poco mosso dal settore cosentino a quello catanzarese. Ancora localmente mosso il settore reggino. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e buon weekend.